l'accordo c'è sulla norma finanziaria, punto e basta. Continua a spingere sull'acceleratore il presidente del Veneto Luca Zaia. Dopo il vertice con Salvini della scorsa settimana e nonostante da Roma le notizie non siano di quelle rassicuranti, sull'autonomia il governatore non intende arretrare di un passo. Serve a questo punto una pressione di tutta la regione, forte del voto dei 2.200.000 veneti che 2 anni fa l'autonomia l'hanno chiesta con forza. L'appuntamento è per martedì alle 10, Venezia, Palazzo Grandi Stazioni. Qui aspetta tutti i rappresentanti della Consulta del Veneto per l'autonomia. Sul tavolo la bozza in discussione con il governo e poi un aggiornamento sullo stato del percorso, criticità comprese. Basta tentennamenti. L'autonomia, ribadisce Zaia, è un vantaggio per tutti, anche per il Sud. In Italia ci sono 30 miliardi di sprechi all'anno. Un pasto in ospedale da noi costa 6,5 euro, 8 euro, in giro per l'Italia arriva a costare 70-80 euro. La Sicilia ha 22.000 forestali, noi ne abbiamo 400. La Sicilia ha 4 corti d'appello e ha gli stessi abitanti nostri e noi ne abbiamo una. Noi come veneti, se facciamo ricorso al TAR ce lo bocciano, dobbiamo andare in Consiglio di Stato a Roma. I siciliani, se gli bocciano il concorso al TAR, il ricorso al TAR, vanno nel loro Consiglio di Stato regionale.